Allora, ritorniamo insieme, vediamo l'ultima tabella, che così facciamo la distinzione uomini e donne, perché anche tra le province, perché c'è una bella distinzione che purtroppo emerge. Dico purtroppo perché mi sembra che non sia tanto piacevole che ci sia, vero Carrera? No, purtroppo è la realtà comunque di cui spesso ci si dimentica quando si affronta il tema delle pensioni. La cosa che balza subito all'occhio è la differenza fra le pensioni degli uomini e le pensioni delle donne. Sulle pensioni delle donne pesano molto nella nostra realtà le pensioni di reversibilità e quindi che vengono ridotte del 60%, ma pesa anche il fatto che le donne hanno una carriera lavorativa, chiamiamola così, molto più discontinua rispetto agli uomini, e quindi hanno di solito un trattamento economico dei salari più bassi e quindi un minor impatto. E i dati, come possiamo vedere, vediamo Belluno, ma lo possiamo vedere anche per le altre province, l'importo sempre lordo, perché si tratta sempre di importi lordi, per gli uomini la media è di 1228, per le donne è di 650, quindi siamo circa alla metà, e questo dato si ripropone anche, vediamo, nelle province, nelle altre province. A fianco vedete sulla media delle pensioni c'è l'importo della rivalutazione sulla base di questo incremento dell'1,1% che è previsto dal 1° gennaio 2019. L'altra cosa che si può rilevare dalla valutazione è che anche fra le province c'è una differenza delle medie, cioè se noi andiamo a vedere la pensione media nella provincia di Venezia è 950 euro, 949 euro, e a Belluno o a Rovigo siamo sui 827. Questo cosa significa? Naturalmente quelle province che hanno avuto un insediamento industriale, produttivo più elevato, hanno avuto anche una quantità di contribuzione, eccetera, che ha un'occupazione che ha determinato poi un calcolo della pensione più elevata. Nelle zone, prendo l'esempio di Rovigo, dove c'era una grande presenza dell'agricoltura, o anche nel Trevigiano, eccetera, questo naturalmente le pensioni hanno una caratteristica diversa perché i contributi erano inferiori, versati eccetera. sono diversi. E quindi c'è questa articolazione che spesso si parla di pensioni, noi sentiamo parlare di pensioni dando per scontato, ma gli anziani tolgono il futuro ai giovani, eccetera. Bisognerebbe avere ben presente qual è la situazione per riuscire a realizzare e ad affrontare il tema delle pensioni, perché, ripeto, se vediamo queste situazioni, se aggiungessimo poi a questo dato del salario l'età media dei pensionati, noi vedremo che più sono anziani e quindi più hanno bisogno, perché sono più soli, spesso sono non autosufficienti, spesso hanno comunque dei problemi e hanno le pensioni più basse, quindi perché è inversamente proporzionale, perché naturalmente la pensione deriva da molto prima e hanno una condizione. Quindi questo tema, insomma, va affrontato. Naturalmente la questione che abbiamo ripreso con la rivalutazione delle pensioni, con questo sistema che è più favorevole, che si ritorna in sostanza dal 1° gennaio di quest'anno al meccanismo pre-Fornero, certo, che aveva invece bloccato la rivalutazione a tutti, che quindi ha creato un taglio del potere d'acquisto delle pensioni generalizzato. È un primo passo che occorre poi proseguire in avanti. Ci sono voci, e chiudo, sui giornali, che il governo intenderebbe, per recuperare delle risorse, che intenderebbe ridurre la rivalutazione delle pensioni da un certo livello in avanti. Questo è un fatto che noi assolutamente non condividiamo, va affrontato e non si può mischiare le pensioni d'oro con la generalità delle pensioni. Le pensioni d'oro, se ci sono dei problemi e se ci sono dei difetti, vanno affrontati per quello che sono, ma non può essere preso a pretesto quel dato per intervenire riducendo la rivalutazione delle pensioni, che, ripeto, nel corso di questi anni, dal 2011, dal blocco
con Fornero in avanti hanno perso almeno il 30% del potere d'acquisto. Detto questo, abbiamo proprio veramente 1 minuto e mezzo, 2 a disposizione. Quota 100? Allora, velocissimo. Quota 100, intanto cosa si intende per quota 100, perché spesso le persone non sanno, è il sommare 2 cifre, quella dei contributi e dell'età anagrafica, per arrivare appunto a quota 100. In questo caso è un po' improprio parlare di quota 100 perché uno dei 2 criteri è fisso, cioè quello della contribuzione, cioè io devo avere almeno 38 anni di contribuzione per poter arrivare poi a quota 100. Quindi vuol dire che se io invece di avere 62 anni di età ne ho 63 o 64, non parliamo più di quota 100, ma parliamo di 101, 102 e così via. Quindi è un po' 38 anni di contribuzione è, che ti salvi. è l'asticella fissa, insomma, e quindi mentre prima noi quando parlavamo di quota 100 parlavamo di controbilanciare le 2 cifre, quindi era però ci vuole l'età minima, in ogni caso anche avere l'età minima, sì, perché esatto. sotto i quanti anni non si può andare in pensione? Nella proposta 62 anni. 62 anni, sì, esatto, sì, bisogna avere un criterio minimo. Quindi allora noi ci poniamo alcune domande, facciamo alcune considerazioni, abbiamo anche alcune preoccupazioni. Difficile da sintetizzare in 1 minuto, ma ci provo, insomma. Le 3 domande sono: allora, quale sarà il meccanismo della quota? Perché ad oggi non è dato sapere. Quindi premetto che noi stiamo facendo delle considerazioni, delle domande su cose che non abbiamo, perché di scritto non c'è nulla. Tanto social, tanti giornali, ma di scritto non abbiamo nulla. Per cui diciamo, nei criteri dei 38 anni, quant'è la contribuzione figurativa? Ci sarà un tetto massimo, perché era una delle questioni che venivano fuori. Quindi una donna che ha dei periodi per maternità, cosa succede? Il servizio militare viene valutato non solo, ma ad esempio per il nord, soprattutto per le regioni del nord come la nostra, la questione rischia di essere molto penalizzante, perché negli ultimi anni la crisi è stata forte. Perché sono persone che hanno avuto degli intervalli, giusto? Esatto, cassa integrazione, il resto. Quindi un lavoratore rischia di avere oltre al danno anche la beffa, perché non solo si è fatto 3 o 4 anni di cassa integrazione, ma rischia di restare fuori proprio per questo motivo. Questo è un altro problema. Dovremmo parlarne ancora, però. Infatti era questo di cui dovevamo parlare. Però. Ne parleremo ancora, perché ovviamente... Poi quanto durerà, quanto non durerà, perché sembrava che dovesse essere un dato definitivo, invece sappiamo ormai che durerà 3 anni, quindi non parliamo più di una cancellazione, neanche di una riforma della Fornero. Di fatto diventa una sorta di scalone, come una volta un gradino. Vediamo un work in progress. A questo punto, quando avremo maggiori dati a disposizione... Rischia di essere una nona, come dire, rischia di essere una nona salvaguardia, ma non una vera riforma. Ecco questo. Allora, detto questo, io vi ringrazio tantissimo, vi Grazie auguro buon lavoro, ne parleremo ancora naturalmente. Grazie. Voi telespettatori scriveteci come sempre, se avete dubbi o perplessità chiamate le sedi delle SPCGL del patronato che sono presenti sul territorio, ce ne sono tantissime, per darvi una mano, per ricontrollare la vostra posizione pensionistica. Detto questo, grazie ancora, buon proseguimento. Grazie a tutti, arrivederci.